Tutto pronto nell'Isontino per la manifestazione organizzata dai partiti del centrodestra contro la tendopoli allestita dalla regione e dalla provincia in via Bras. Il coordinamento provinciale di Gorizia di Forza Italia, in collaborazione con la Lega Nord e i Fratelli d'Italia, ha promosso una manifestazione per protestare contro la tendopoli alle 14 alle 15:30 davanti alla sede della provincia di Gorizia in Corso Italia 55. Ringrazio tutti perché l'iniziativa è di tutti noi, nata da una serie di telefonate, mail, poi siamo noi Forza Italia, il Fratelli d'Italia, la Lega Nord, ma non è un problema di partiti, cioè il nostro appello, il nostro invito era indirizzato a tutti quei cittadini che la pensano come noi, a tutti quei cittadini che oltre che pensarla come noi, che perciò cliccare mi piace su Facebook per capirci, hanno anche il coraggio di mettere la loro faccia. Grazie per la vostra presenza. Dopo un po' la volta vi presenterò. Io ringrazio in particolar modo anche l'amico Riccardi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, l'onorevole Sandra Sessavino, coordinatrice regionale di Forza Italia. Capisco che oggi avevate anche altri impegni, immagino, però un apprezzamento sia a Riccardo che a Sandra, perché è più facile per chi è collegato in questa grande rete attraverso Facebook, no? Perché tante persone abbiano difficoltà nel comunicare, però ecco, in questa rete la presenza sia di Riccardo che di Sandra è sempre stata costante. Innanzitutto il luogo, perché abbiamo scelto qui sotto la sede della provincia di protestare anziché altrove, ad esempio al campo di via la tendopoli di via Bras, ma per un motivo molto semplice, certissimo. Non vogliamo, anzi sgombriamo il campo da possibili equivoci. No, questa non è stata e non sarà una manifestazione contro gli ospiti della tendopoli, assolutamente. A nostro avviso queste persone sono degli anelli deboli di una catena. Noi siamo venuti a protestare sotto la sede della provincia perché la responsabilità è della provincia, la responsabilità è della regione, la responsabilità è dello Stato. Non siamo in grado oggi di parlare individuando tutti i livelli di responsabilità. Consentite solamente un flash, poi chi parlerà dopo di me approfondirà quello che ha più piacere. Innanzitutto lo Stato. Chi dice che oggi siamo in emergenza, vi prego, rimuovetelo, è una persona che non sa di che cosa sta parlando. È da 20 anni che il nostro paese ormai ha cambiato, il segno più col segno meno. Fino a 20 anni fa noi esportavamo persone, l'Italia esportava persone, da 20 anni stiamo importando persone. Perciò chi dice oggi è l'emergenza dei 150.000, ma sono bufole. Non c'è un'emergenza, perché il prossimo anno saranno 200.000, 250.000, 300.000. Abbiamo soltanto in Libia 1 milione di persone che stanno premendo, dall'Asia un altro milione di persone. Quando oggi si dice emergenza non sappiamo dove mettere 50, 60 o 70 profughi a Gorizia, non è nulla. Il prossimo anno non sapremo dove metterne 200, 250, 300. Perciò la prima responsabilità è quella da parte del governo nazionale, che ha creato le condizioni per portare in Italia, generando false aspettative, 150.000 extracomunitari. La cosa peggiore è far credere a queste persone che hanno percorso dei calvari, ci hanno impiegato un anno e mezzo dal momento in cui hanno lasciato la loro casa per arrivare sino a qui, con tutti i rischi, con le carrette del mare, con i mercanti di morte. Ecco, queste persone, ripeto, per noi non sono i responsabili. Noi condanniamo invece quelli che speculano su questi disgraziati, lo Stato, la Regione e la Provincia. Speculano per un motivo molto semplice, per entrare già nel merito della scelta. Se Gherghetta, e non parliamo mai di fatti personali ma di fatti politici, se Gherghetta avesse voluto affrontare questo problema non con celerità ma con celerità e nella miglior qualità possibile dei servizi resi agli ospiti, agli extracomunitari, sarebbe stato facilissimo. Avrebbe preso 2 pullman dell'APT, avrebbe portato le 74 persone a Bagni di Lusnizza. Non so chi di voi ha visto la struttura, una bellissima struttura, diversi piani, 90 tutti posti letto. aveva annunciato, ragazzi, se mettete qui il campo, conoscete Francesco, no? Se mettete qui il campo a un primo acquazzone, ragazzi, quest'anno di acquazzoni sono stati, e come? Al primo acquazzone ci troviamo una spanna d'acqua. Non ne poteva fregare di meno, l'obiettivo non era far star bene queste 74-75 persone, ma era avere la prima pagina sui giornali, far vedere che c'è una sinistra buona, che è quella che perciò raccoglie i profughi, d'altra parte una destra becera, cattiva, chissà che altro ancora. Buffole anche queste, ma da 2 anni c'è un insediamento sia a Gradisca sia a Sagrado sulla riva destra del fiume Isonzo, però questi sono invece extracomunitari di serie B. Se c'è una esondazione
quelli che possono rischiare a Gorizia sono di serie A, invece quelli che rischiano la loro incolumità a Gradisco o a Sagrado sono di serie B, ma non bisogna disturbare il macchinista di sinistra che guida l'amministrazione municipale a Gradisca e a Sagrado.